Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Enrico Mulas in diretta grazie alle immagini di Filippo Tuveri dal Palacconi A per raccontarvi la sfida valevole per la quarta giornata del girone A del campionato di calcio a 5 di Serie B fra la Polisportiva Sardinia Futsal e l'Elmas Calcio a 5. Punta Contini, lo supera con un tunnel! Che erroraccio qua di Fratini a porta completamente spalancata. Davison, Velo, Corrias per Contini, stop e tiro, deviazione, palla sopra la traversa e calcio d'angolo. Fratini, Ramon, 1-2 con Fratini che cerca ancora, pallone per Ramon, Cogotti, 1-0 e il numero 2 la sblocca, ci aveva tentato prima, ci riesce adesso. E allora Loddo aspetta l'arrivo di Cogotti dall'altra parte per Carletti, 2-0, una contro ripartenza da parte del Sardinia Futsal. Cogotti prova a dare un po' di brio a questa, un gol intanto bellissimo di punta all'incrocio di Scano, la sfera, allora Salis si ferma, sposta il pallone, prova a passare, cade, Salis ancora da terra, l'autogol, 2-2, incredibile, l'autogol causato da Salis, il numero 8, fa incontro Scano, Sidi ancora il numero 3, 3-2, la ribaltata completamente l'Elmas, 3-2 quando mancano 5 minuti alla fine della partita. Tornerà Davison, attaccato da Fratini, il numero 11, Davison è salta a 2, Davison col brivido si salva Saddi alla fine di questo secondo tempo e quindi probabilmente si sta decretando la vittoria dell'Elmas, finisce così, vince 3-2, in rimonta l'Elmas, questo derby dopo essere passato in svantaggio